Fino a poco tempo fa protesi come queste si potevano trovare solo nella letteratura fantascientifica. Ora l'azienda ospedale di Padova, grazie a nuove tecniche d'avanguardia, permette l'utilizzo di protesi bioniche sempre più sofisticate. Chirurgia plastica ricostruttiva ha sempre avuto come obiettivo il ricostruire e questo è il motivo per cui anche qui a Padova eseguiamo circa una ventina di reimpianti di arti amputati all'anno con successo. In molte altre situazioni purtroppo i monconi ci arrivano talmente danneggiati che questo non è possibile e quindi tradizionalmente il moncone veniva in qualche modo creato per poter indossare delle protesi tradizionali. È cambiato tutto da quando questa novità scientifica, queste tecniche scientifiche di Target Muscle Reinnervation e Target Sensitive Reinnervation ci permettono invece di confezionare ab initio un moncone intelligente oppure di rivedere un moncone tradizionale cercando di renderlo intelligente. Il primo intervento al mondo di amputazione di 4 arti con protesi bionica, reinnervazione muscolare e reinnervazione sensitiva è stato fatto a Padova a giugno dello scorso anno, un impegno che richiede l'utilizzo di multidisciplinarietà. Se non ci fosse questo gruppo di persone composto da ingegneri, chirurghi plastici, ingegneri che fanno progettazione e riabilitatori, sicuramente non sarebbe possibile oggi ottenere questi risultati. E io devo ringraziare anche il mio gruppo che è composto appunto da medici e soprattutto da fisioterapisti che sono poi quelli che quotidianamente supportano l'attività riabilitativa. L'azienda ospedaliera di Padova però, grazie all'esperienza maturata, è coinvolta anche in 2 progetti umanitari internazionali, il progetto Gaza e il progetto Ucraina. Probabilmente questo tipo di creare queste amputazioni osso e pelle in gente giovane è qualcosa di criminale perché mette in ginocchio la generazione produttiva, quindi è qualcosa di molto più grave rispetto probabilmente alla morte, nel senso che nel momento ricostruttivo ci dovrà essere un grandissimo impegno, ecco quindi che hanno chiesto a Padova un aiuto.